Buongiorno a tutti, buongiorno dottor Parenzo, un saluto anche al presidente Di Stefano e a tutti ovviamente i soci e gli associati a Confindustria, in particolare i giovani, e a tutti gli ospiti. Bene, allora ci dispiace non averla qui in presenza, ma insomma faremo tesoro di questi... Purtroppo siamo in piena campagna elettorale, sono in Sicilia e sono collegato da Palermo, dalla bellissima Palermo. Allora, abbiamo questi 10 minuti a disposizione. Senta, partiamo dalla relazione del Presidente Di Stefano, così abbiamo fatto la stessa domanda a tutti i leader di partito. Riparto anche con lei dalla visione dell'Europa. Di Stefano nella sua relazione parla di Europa della responsabilità. Qui sa, lei si trova di fronte a una platea, io la conosco bene, che è molto europeista e molto convinta da sempre, anche nei momenti in cui c'erano delle forze politiche che erano non così vicine all'Europa. Qui invece questa platea qui ben conosceva i vantaggi di appartenere all'Europa unica e anche al valore della moneta. Però le chiedo, le piace, cosa ha trovato di interessante in relazione di Stefano su questa visione di un'Europa pragmatica che in qualche modo ha come obiettivo la revisione dei trattati, ma intanto fare degli accorgimenti per farla funzionare meglio? Allora, partiamo dalla necessità di una riforma seria. Oggi l'Europa è a un bivio e deve scegliere con il continuo allargamento, non solo quello realizzato, ma anche un allargamento, pensiamo ai Balcani occidentali, che ormai noi abbiamo promesso, abbiamo creato aspettative e dobbiamo conseguire e realizzare. Non è più possibile gestire questo avanzamento sulla base dei vecchi principi e soprattutto delle vecchie regole di governance. La prima cosa è superare, faccio un esempio, sicuramente il principio di unanimità. L'ho sperimentato io direttamente 3 anni al governo, a 2 governi. Ragionare con la unanimità significa attribuire il potere di veto anche a un piccolo paese, rispettabilissimo paese, in un contesto ovviamente in cui ci sono aree anche geopolitiche ormai in Europa completamente di differente sensibilità, ispirazione culturale e quindi anche con assetti politici, sociali differenti. Superiamo l'unanimità, attribuiamo maggior potere al Parlamento. Se noi vogliamo creare davvero una comunità di cittadini europei, un demos europeo, dobbiamo attribuire maggiori poteri anche di iniziativa legislativa al Parlamento. E questo è un punto. Quello che non ho apprezzato è la reazione di Stefano. Sapete che io vi parlo sempre in modo franco e posso anche non essere apprezzato nelle posizioni. Ma c'è un modo assolutamente acquiescente, assolutamente passivo di vivere la situazione geopolitica attuale. Cioè in sostanza io ci vedo l'adesione a un'economia di guerra. Noi stiamo entrando ormai in guerra Sì, esatto. Allora, di fatto, con la prospettiva del conflitto russo-ucraino, dove questa strategia militare che è stata scelta rifiutando qualsiasi negoziato di pace, e abbiamo visto che col Foreign Affairs, documenti inediti, c'era la possibilità addirittura subito dopo l'aggressione ingiustificata di Putin di poter avviare un negoziato di pace, ed è stato alla portata anche una soluzione onorevole. È stata rifiutata quella possibilità e si è accettata invece la logica dell'escalation militare. La logica dell'escalation militare significa ovviamente inviare armi sempre più sofisticate, sempre più letali, portare a questo punto quello che sta succedendo, tutta l'economia dell'Europa diventa un'economia di guerra. Quindi che cosa significa concretamente? Che anziché andare a chiedere, come sta facendo il nostro ministro, il nostro governo, lo scorporo dal deficit eventualmente rispetto al patto di stabilità, di quelli che sono investimenti necessari per rilanciare il sistema produttivo in modo armonico, equilibrato verso un'Europa sociale, un'Europa solidale, penso ad esempio a tutto il pacchetto della transizione, del Green Deal, che necessita di cospicui aiuti, finanziamenti basati sul debito pubblico comune. Penso anche all'impatto che avrà l'intelligenza artificiale, la robotica insieme. Io parlo a una platea di addetti ai lavori. L'intelligenza artificiale andrà a colpire i white collars, spariranno tantissimi profili professionali, la robotica i blue collars. E il risultato quindi è che noi dobbiamo gestire questa transizione, dovremo creare nuovi profili professionali, ci saranno grandi opportunità anche nuove e lavorative, ma per governare questi processi abbiamo bisogno di una politica lungimirante
che crei un piano di finanziamento che gestisca, diciamo, le esternalità negative di questa grandissima rivoluzione che si sta battendo sul nostro sistema e non solo. E cosa noi stiamo opponendo invece? Di investire sugli aiuti militari, una corsa al riarmo e di concentrare su tutti gli apparati militari le nostre risorse e chiedere lo scorporo del deficit di questi investimenti. Però scusi Conte, le faccio una domanda specifica su questo, così rimaniamo sul punto. Lei sa meglio di me che diciamo, gli investimenti in tecnologia militare hanno però un'immediata ricaduta anche da un punto di vista civile, il famoso dual use, no? Inutile che io le citi il fatto che internet, che nasce, poi ne parleremo con l'amministratore legato di Leonardo Cingolani, ma insomma internet nasce come strumento militare e poi lo utilizziamo ogni giorno. Quindi alla fine oggi dobbiamo fare i conti anche con il fatto che investire in spese militari non vuol dire armiamoci e partiamo, ma vuol dire avere anche delle ricadute effettive sulla nostra vita quotidiana, sul civile, o sbaglio? Guardi, assolutamente vero, ed è assolutamente, c'è un'innovazione tecnologica altamente sofisticata, ma noi non possiamo concentrare e pensare soltanto di dirigerci in quella direzione. Allora, qual è il vero tema? Oggi l'Europa deve scegliere, è un bivio. Vuole scegliere di costruire un'economia di guerra, si parla di difesa comune europea, io sono favorevole, chiariamolo bene, sono favorevole, ma vogliamo spiegare all'opinione pubblica e ai cittadini senza prenderli in giro cosa significa difesa comune europea? Allora vogliamo dire che innanzitutto se andiamo verso una seria difesa europea ci saranno ulteriori cessioni di sovranità nazionale? Siamo tutti disponibili a farlo? Se non abbiamo una politica estera comune, cosa attrezziamo a fare una difesa comune europea? Siamo pronti per una politica estera comune? Che rapporti stabiliremo con la NATO? Vogliamo interrogarci sulla missione, sulla finalità attuale della NATO? Va rivista, va ripensata. Io non sono per lo scioglimento, assolutamente no. Però è chiaro che bisogna fare delle previsioni strategiche che non sono fatte in questo momento. Per me la difesa comune, se fatta bene, realizzerà economie di scala. Serve per in qualche modo evitare diseconomie, non per andare a concentrare tutti i nostri sforzi e investimento in quella direzione, perché creeremo altrimenti ancora più diseguaglianze. In Europa già si stanno, dopo le pandemie, quella sanitaria, quella energetica, questa bellica, stanno creando sempre più diseguaglianze e noi se corriamo in una direzione e non in senso armonico lasceremo fasce delle popolazioni europee completamente scontente. È un divario pazzesco. Non ce lo possiamo... Mi verrebbe da chiederle se, ovviamente in modo un po' provocatorio, se la soluzione, diciamo così, all'intelligenza artificiale è in realtà il reddito di cittadinanza, cioè noi Vabbè, guardi, è una provocazione, mi posso permettere una provocazione che non ha proprio senso. Allora, guardi, le dico... ma insomma, il mio sporco mestiere... No, ma lei dovrebbe parlare con gli altri leader europei che hanno tutti il reddito di cittadinanza, si metterebbero a ridere rispetto a questa provocazione. No, non ce l'abbiamo solo noi. Abbiamo fatto abbiamo fatto una guerra ideologica. Abbiamo fatto la guerra contro i divanisti, abbiamo avuto esponenti politici contro la Santanchè che li insultavano e poi si scopre che il nostro capitalismo è un capitalismo infetto, perché la Santanchè è accusata di truffa aggravata sui fondi Covid. Abbiamo un capitalismo infetto, voi siete a rapallo. Io mi aspetto che ci sia un sussulto anche di responsabilità rispetto a un modo di fare impresa in cui ci si ritrova sullo yacht a governare un'intera città, un porto e una regione sulla base relazionale con finanziamento poi dei politici di turno. Vogliamo anche affrontare questi problemi? Perché questo crea, attenzione, questo crea un danno a tutti gli altri imprenditori. Per un imprenditore che riesce ad accaparrarsi la proroga delle concessioni urbanistiche in questo modo malsano, contaminando affari e politica e il malaffare, ci sono tantissimi imprenditori che rimangono fuori dalla partita, dalla torta, e queste si chiamano pratiche commerciali sleali, oltre che illeciti. E allora dobbiamo affrontarli questi problemi. No, lei lo affronto e le chiedo ulteriormente questo. Nella relazione di Di Stefano c'è un passaggio che mi sembra interessante, cioè qui si dice, attenzione, il nostro modello che abbiamo in testa
è quello del ponte San Giorgio, che è stato ricostruito senza che vi sia nessuna inchiesta giudiziaria, cioè lì qui parla a una platea di imprenditori che sono sul mercato e che sicuramente, come dire, hanno un modello di impresa che ben conosciamo. Dottor Parenzo, quel modello chi l'ha realizzato? Chi l'ha costruito e l'ha realizzato e l'ha imposto? L'abbiamo scritto a Chigi quel decreto, ma quel decreto è stato scritto a Chigi nella consapevolezza che bisognava recuperare l'immagine di una ferita che il mondo intero aveva visto. Il crollo del ponte Morandi nasce però, attenzione, anche lì da un capitalismo malsano, da chi si era procurato rispetto al parte del pubblico una concessione di favore completamente squilibrata, non aveva fatto la manutenzione e poi aveva ottenuto che fosse blindata con una legge dello Stato perché non fosse modificabile. Visto? E allora quello anche è un modo una modalità di attuare il capitalismo completamente malsana. E quel modello sa perché ha funzionato? Perché è stato... No, mi faccia scusi perché ne so qualcosa, dottor Parenzo. L'abbiamo realizzato, ne so qualcosa. Siamo riusciti a costruire un modello, un modello mirabile di ingegneria che ci ha invidiato il mondo. L'abbiamo fatto in 1 anno e 4 mesi all'incirca, ma l'abbiamo fatto perché abbiamo costruito dei presidi anche di legalità e il sindaco Bucci, che io ho nominato commissario per la realizzazione, sa bene che attraverso questa costante vigilanza e attenzione abbiamo anche scongiurato infiltrazioni, lo dico pubblicamente, mafiose. Però se voi quel modello che nasce per un progetto specifico, con tutte le attenzioni, la vigilanza del caso, presidi di legalità, rafforzati anticorruzione, me lo riproducete a livello di codice degli appalti, con la conseguenza che oggi abbiamo la possibilità di affidamenti diretti sino a 5.200.000 affidamenti diretti senza neppure la pubblicità da parte di assessori, sindaci su tutto il territorio nazionale. Sapete cosa succede? Succede che siamo all'inizio del PNRR e abbiamo 600 milioni di truffe già scoperte grazie alla Procura Europea che ha avviato 200 inchieste. Guardi, l'80% riguarda l'Italia. Allora l'Italia, se continua così, smantellando, cancellando l'abuso d'ufficio, limitando le intercettazioni, non si potrà utilizzare più il Trojan per i casi di corruzione, le intercettazioni massimo 45 giorni, sapete il risultato qual è? Che dopo l'investimento di fiducia da parte dell'Europa, che ci ha consentito di portare 209 miliardi, che oggi sono l'unica risorsa e l'unica idea del governo sul tavolo, perché il governo è privo di qualsiasi politica economica, privo, ha smantellato Transizione 4.0, sta prendendo in giro gli imprenditori, parla di Transizione 5.0, attenzione, noi avevamo 20 miliardi, era una parte forse tra le più cospicue Transizione 4.0 appostate del PNRR. E gli imprenditori che ci guardano e ci ascoltano sanno che con i crediti d'imposta, superammortamento e iperammortamento, l'abbiamo reso più competitivo l'intero sistema. Oggi il risultato qual è? Che i decreti attuativi non ci sono. Stanno parlando di un sistema completamente diverso che prescinde dai crediti d'imposta, si andrà con asseverazioni complicate, nessuna certezza di poter giovarsi di queste agevolazioni negli investimenti necessari per la competitività di un'impresa. E il risultato qual è? Sotto gli occhi di tutti, 14 mesi consecutivi di calo della produzione industriale. Allora, ritornando a noi, noi non possiamo consentire a un sistema addirittura dovendo superare la dilagante corruzione che fa male alla imprenditoria sana, non possiamo fare come questo governo che per venire incontro e risolverlo crea spazi di impunità, rende più difficili le investigazioni e addirittura facilita col codice degli appalti, rende il meccanismo degli affidamenti pubblici, contratti, appalti,
una groviera per il malaffare. Chi ne parla? Ne state discutendo. Beh, diciamo, il passaggio su Genova da quello punto di vista mi sembra piuttosto netto. Peraltro voglio ricordarle soltanto questo per dovere di cronaca: Bucci, che lei ha citato, sindaco di Genova, in quell'inchiesta non è neppure indagato, anzi è finito suo malgrado all'interno di alcune intercettazioni che sono uscite sui giornali e che tutti noi abbiamo pubblicato. Anche questo forse però lo chiedo all'avvocato Conte, anche questo forse è un problema del nostro paese, cioè allora guardi, o mi sbaglio? guardi, cioè Bucci allora, non è indagato, viene, mi passi questo termine che è molto di moda, viene sputtanato per una sua conversazione privata. Se pubblicassero le mie mi dovrebbero dare Guantanamo, quando parlo in redazione con i miei collaboratori, pur non commettendo reati rischio di finire con la tuta arancione a Guantanamo. Lei magari al telefono non dice mai la parola sputtanato, però... No, ma guardi, io sputtanato la utilizzo adesso pubblicamente, non è il problema, cioè possiamo... Guardi, a nessuno fa piacere delle conversazioni private che possano, voglio dire, avere pubblicazione, avere diffusione pubblica, e quindi va benissimo il discorso della restrizione, accorgimenti, tutela della privacy, e già ci sono queste limitazioni. Lei ha parlato di Bucci, io l'ho nominato non certo come indagato, che non lo è affatto, anzi ho detto che quel modello del Ponte San Giorgio Morandi ha funzionato, però dico non è riproducibile nella stessa modalità sul territorio nazionale, è una pura follia. I presidi di legalità, i controlli, per esempio facciamo un'ipotesi, una cosa concreta: oggi il governo sta assolutamente con una proposta del capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, vuole addirittura espungere via e cancellare le verifiche e i controlli della Corte dei Conti. Questo è il tema. Ma quelle verifiche vanno usate come risorse. Il controllo concomitante ci stava aiutando a capire cosa funziona e cosa non funziona il PNRR. Che vantaggio ha la politica se quando arriveremo alla scadenza del 2026 non avremo realizzato con tutti i ritardi che abbiamo quel piano, quel progetto? Sarà un punto di verifica che danneggerà tutto il paese. Che gratificazione poteva avere dicendo non abbiamo avuto i suggerimenti e tutti gli interventi concomitanti della Corte dei Conti? La Corte dei Conti bisogna prenderla in bonis come un aiuto rispetto a quella che è una sfida importante sul piano nazionale. Quindi il tema, ritornando all'inchiesta Ligure, io guardi, non sono per le gogne, lei ha citato anche la mia sensibilità di giurista e avvocato e le mie competenze, ma si figuri se io mi metto a fare la gogna pubblica di singoli nominativi, di singole persone indagate. Il problema è che quello è un sistema marcio, non si può governare così il paese, perché per qualcuno, voglio dire, che aveva stretto rapporti con il governatore di turno, ripeto, e otteneva concessioni, proroghe di concessioni urbanistiche e ovviamente in cambio di finanziamento al governatore delle campagne elettorali, ci sono problemi molto gravi. Ascolti, primo, tu concedi una proroga in quelle condizioni e non sei sicuro che è nell'interesse pubblico della collettività, ma può essere invece molto facilmente solo nell'interesse esclusivo del privato imprenditore. Due, quel soggetto imprenditore privato si è accaparrato questa modalità relazionale di privilegio, questa corsia preferenziale, ovviamente svantaggiando tutti gli altri che hanno diritto a concorrere a quella concessione. Tre, il politico di turno che ottiene tutti questi finanziamenti con questa modalità, anche lui procura una concorrenza sleale a tutti gli altri politici che hanno diritto a partecipare a una competizione elettorale a parità di condizioni. Ci torniamo, mi ha dato tante notizie, effettivamente lì però manca al di là dei reati che dovranno essere verificati perché siamo ancora nella fase istruttoria, manca il rinvio a giudizio, ma poi quello che manca è... A me non interessa il rinvio a giudizio, quella è una vicenda processuale. Sa quando si concluderà se ci sarà il rinvio a giudizio? Occorrono 10 anni per la sentenza passata in giudicato in Cassazione. Allora la politica anche lì perché non investe in risorse finanziarie
per ampliare il numero dei magistrati, personale ausiliario, dotazioni informatiche, per consentire agli imprenditori che hanno un decreto ingiuntivo di poterlo subito mettere a terra. Di questo ha bisogno l'imprenditoria sana, chiaro? Non di mettere le procure sotto il controllo del ministro di giustizia di turno, il potere esecutivo, chiaro, che guiderà le procure e le orienterà secondo di amici e nemici. Abbiamo bisogno di questo, vi chiedo. Allora, l'ultima grande questione, e poi dobbiamo veramente chiudere, riguarda la sua collocazione in Europa. A quale famiglia, a quale delle grandi famiglie pensa di iscriversi quando domenica vedremo... Beh, ho detto che ci saranno delle sorprese. L'area sarà progressista perché... Io odio le sorprese in genere, anche a mia moglie, lo dico sempre, io le sorprese non è che sempre le gradisco, diciamo. Guardi, io forse la penso come lei, però quando le subisco, quando invece le impongo non le odio, faccio una battuta. No, ascolti, saremo nell'area progressista senz'altro e saremo sicuramente, spero, determinanti per una nuova commissione che possa proseguire non nella transizione ideologica, perché questo governo sta anche qui contaminando. Io ho letto la relazione di Di Stefano, anche qui ci sarebbe da aprire una parentesi. Allora, se andiamo in economia di guerra avremo un aumento del PIL, ma in quale direzione? A favore di chi? Quali comparti? Chi si arricchirà? Invece, se andiamo verso l'investimento e continuiamo un investimento intelligente con piani europei che devono sostenere sia l'impatto dell'intelligenza artificiale e della robotica e sia ovviamente questa transizione, che per me non può essere transizione militare, deve essere transizione energetica, ecologica, noi ovviamente avremo un'Europa sociale, un'Europa dove non ci saranno, attenueremo i conflitti sociali interni, a un'Europa sicuramente più verde, come ci chiedono i giovani. Voi siete, io parlo ai giovani di Confindustria, a me i giovani in tutta Italia, come mi muovo, mi chiedono lotta ai cambiamenti climatici, lotta all'inquinamento atmosferico, mi chiedono di lotta al consumo di suolo indiscriminato e scriteriato che ancora continua ad esserci, e quindi tutto questo, governiamo questi processi, facciamo piani di finanziamento sul debito comune sostenibili. Sa cosa mi dispiace del super bonus, per esempio? È che questa cagnara indegna che è stata attrezzata a livello di governo nazionale, per cui il super bonus è diventato il super alibi 110, cioè il governo, abbiamo un Presidente del Consiglio che non è che sta dicendo a me il super bonus non piace, ho sbagliato a governarlo per 2 anni, dovevo intervenire prima, e come Giorgetti che era prima Ministro dello Sviluppo Economico lo governa da 3 anni, perché l'hanno gestito loro. Parlano del super bonus di Conte, ma hanno fatto tra Draghi e Meloni una ventina di interventi, l'hanno gestito loro, io per qualche mese, ma si parla ancora, tutto è responsabilità di Conte. Bene, non vi va bene il super bonus, non vi va bene la transizione 4.0, cosa mettete sul piatto della crescita italiana? Noi abbiamo un 1% di PIL, ma quella lì è una chimera, tutti gli organismi internazionali ci attribuiscono uno 0,6%, attenzione, stiamo ritornando a fanalino di coda, quello 0,6% o 1% che prevedeva il governo, per il 90% è basato sull'attuazione PNRR, ma sul presupposto che sia attuato in tempo. Il tempo è scaduto, grazie a Giuseppe. Un caro saluto a tutti. Arrivederci, grazie. Arrivederci.